benvenuti a Dietro le Quinte, conversazioni informali con i personaggi dello spettacolo. Andiamo a teatro oggi con Lino Musella con lo spettacolo Tavola Tavola Chiodo Chiodo, per proseguire con Jacopo Pelliccia con Morta mia zia, la casa è mia al Teatro Martinite di Milano, e ancora Rodolfo Laganà e Massimo Wertmüller con Amici per la pelle al Teatro 7 di Roma. Che dire, iniziamo subito con Lino Musella che si collega da Pordenone. Ciao Lino, come va? Ciao. Allora, parliamo soprattutto di questo spettacolo, un omaggio al grande Edoardo. Com'è nata questa idea? Allora, questa idea è nata durante i primi mesi di pandemia e durante questi primi mesi io, come tantissimi miei colleghi, ci siamo chiusi in casa a riflettere un po' sulla nostra professione, un po' abbiamo cercato conforto nelle parole dei grandi. Io diciamo, in questo spettacolo, più che evocare la figura di De Filippo, invoco la figura di De Filippo, cioè invoco le sue parole, le sue battaglie, e riscopro, diciamo, tra virgolette, perché erano tutti materiali che possiede la famiglia De Filippo. Questo progetto è nato assieme appunto a Tommaso De Filippo e gli ho chiesto di indagare nei materiali privati e di uomo pubblico di Edoardo. Ok, allora ti interrompo subito. Tanti saluti da Pasquale, che è un tuo ammiratore e ha subito una curiosità per te, ma anche Antonella. Allora, mandatemi Pasquale. Ciao Teresa, Lino, hai fatto Happy Days Motel. Che ricordo hai di questo spettacolo? E poi ancora Antonella invece ci chiede come ha avuto origine la tua carriera. Allora, Happy Days Motel è un film, non è uno spettacolo, è un bellissimo ricordo perché è stata la mia prima esperienza di set, molti anni fa, con Francesca Stas, protagonista di No Guanciale. È stata la prima volta che mi trovavo su un set cinematografico ed era molto divertente perché facevo un killer con la doppia personalità, quindi gli avevo proposto di lavorare con mezza faccia che parlava in un modo e mezz'altra faccia che parlava in un altro, quindi è un bellissimo ricordo. La mia carriera, diciamo, ho cominciato un apprendistato all'Antica Italiana, studiando sia come attore che lavorando sul palcoscenico in quanto tecnico. Nel 96 prima in una rassegna estiva e poi al Teatro Politeama di Napoli con la direzione di Guglielmo Qui. Sì, e poi ancora ci sono delle altre domande delle nostre amiche. Abbiamo Viviana che ha una curiosità sempre su uno spettacolo. Se mi passate di nuovo la domanda di Viviana, un attimino, ce la stanno ripassando. Intanto vanno avanti le altre domande, sono moltissime le curiosità, cercheremo di selezionare. Ecco adesso, ecco Viviana, fare l'attore è un sogno che si porta dietro sin da bambino. O ha capito durante la crescita di voler seguire questa carriera? E ancora, l'altra domanda invece era da parte di Francesca: da cosa è nato Attendo Tue? Ok, allora la prima domanda rispondo con una domanda fatta che ho messo nello spettacolo, che è dentro un'intervista di Gervaso a De Filippo, e una delle domande che fa Gervaso a De Filippo è: attore si nasce o si diventa? De Filippo risponde una cosa molto chiara: si diventa assecondando un istinto sonnecchiante che è in ognuno di noi. Bellissimo. E poi la seconda, Attendo Tue, nasce da un'idea sempre che sorta durante i periodi del primissimo lockdown. È assieme a Emons, che è la casa editrice con cui faccio moltissimi audiolibri, ho proposto di lavorare sulle lettere. Quindi io ho sempre amato molto i carteggi, le lettere, le corrispondenze. Avevo fatto perché per il Teatro di Roma, che mi aveva chiesto un contributo, avevo fatto la prima lettera di Rilke a un giovane poeta, e da allora è nata l'idea di fare una registrazione di varie lettere di vari autori che dialogassero tra loro. Quindi in questo Attendo Tue c'è Rilke, e subito dopo c'è la lettera di Epicuro a Menaceo, c'è piuttosto Nicola Sacco che scrive al figlio, e c'è San Paolo Apostolo ai Corinzi. Insomma, mi sono divertito a fare questo tipo di dialogo assurdo tra varie epistole.
Certo, e adesso proseguiamo invece con le curiosità riguardo i premi. C'era Beatrice che aveva una curiosità: che cosa si prova ad avere un premio così ambito, il Davide di Donatello? Cosa ha significato per lei la candidatura al Davide Donatello per miglior attore non protagonista? E ancora Maria Chiara Melchior, lei ha recitato in molti generi teatrali, ma quale gli è piaciuto di più? Allora, i premi sicuramente sono un bellissimo riconoscimento e una grande responsabilità che viene affidata a chi lo riceve, perché chiaramente devi essere all'altezza da quel momento in poi sempre di più. E quello del Davide è stata una bellissima sorpresa per me, insomma, sono stato felice doppiamente perché sono stato candidato per un film che ho amato moltissimo, Favolaccia dei Fratelli Innocenzi. E poi qual era la seconda? Allora, ripassatemi l'altra domanda, perché adesso sono scorse altre, vediamo di recuperare. Era Beatrice o eccola, Maria Chiara. Lei ha recitato in molti generi teatrali, ma quale gli è piaciuto di più? Io amo sicuramente come genere, insomma, è vero che esistono dei generi, però amo sicuramente il teatro che, diciamo, affonda in qualche modo, che cerca un rapporto forte con lo spettatore. Nello stesso tempo, soprattutto a teatro, mi piace anche divertire, cioè credo che il divertimento dello spettatore sia, mi piace sentire la sua voce, ecco, e quindi mi piace sentire quando ride, perché sento che c'è e sento che stiamo parlando insieme. Assolutamente. Andiamo avanti. Viviana Marrone, in che modo la sua madre terra Napoli ha influito sulla sua personalità artistica? E poi Anna, cosa si prova a lavorare con grandi volti della cinematografia italiana come Paolo Sorrentino o Pupi Avati? Allora, Napoli sicuramente come dire, è un posto che forma e da cui non ti puoi staccare. Proprio per questo io sono dovuto andare via per poterla anche riscoprire. Sono andato via molto presto e ci sono tornato continuamente per lavoro e Napoli, diciamo, va da sé che come dire, è un terreno su cui riesci a far germogliare moltissimo. Anche dei suoi pericoli, ecco, Napoli, perché può ingabbiarti dentro certe strutture, perché sono talmente forti che possono, come dire, portarti via molto della tua personalità, però per lo più ti arricchisce soltanto. Sì. E lavorare con dei maestri direi è semplicemente più facile, perché loro sanno quello che vogliono e lo fanno con esattezza e in poco tempo. Inoltre vedere dei grandi registi all'opera stare su quei set è sempre istruttivo, perché ti rendi conto che possono avere vinto gli Oscar oppure possono aver fatto 150 film. Quello che scopri da questi grandi maestri è che continuano a giocare sul set, continuano a sorprendere loro stessi. Assolutamente, proseguiamo con le domande di Chiara Spadaccino. C'è una nostra ascoltatrice che ha delle curiosità per te. Allora, come si prepara solitamente per interpretare un personaggio, ma anche c'è un ruolo che sogna di interpretare in futuro e magari non hai fatto? Allora, mi preparo a un personaggio leggendo e studiando bene il copione, punto per punto e virgola per virgola. Se il copione è scelto male, all'attore tocca reinventarlo un po'. Però se è scritto bene, bisogna studiarlo bene e studiarlo veramente virgola per virgola. Quindi studiarlo profondo, lo studio profondo della scrittura porta al personaggio, secondo me. Poi tutto il resto è immaginazione, ce la metti tu, però lo studio vero parte dalla scrittura. E poi sì, il personaggio che ti manca, sì, il personaggio che ti manca c'è? Mi manca un personaggio che ha un rapporto anche conflittuale profondo con la fede, qualsiasi essa sia.
Benissimo. E poi ancora il nostro amico Pasquale dice: ma tu hai conosciuto mai Luca De Filippo? Sì, l'ho conosciuto, ci siamo conosciuti per pochi giorni, era un set cinematografico, è stata una bellissima sensazione perché lui mi sorrideva dolcissimamente, io ne ero molto lusingato, era un set della Stoffa dei Sogni di Capitto, è un film che mischiava la tempesta di Shakespeare nella scrittura di Edoardo De Filippo alla stessa arte della commedia di Edoardo De Filippo, e lui era stupendo, e in quell'occasione, siccome era estate, anche il suo personaggio doveva stare in canottiera, ho scoperto questa cosa che mi ha sorpreso molto positivamente, che amava molto farsi tatuare, aveva tanti tatuaggi, e questo ho trovato molto, molto bello. Molto bello. E poi c'è ancora il nostro amico Pasquale che vuole sapere: hai fatto anche Young Pope con Paolo Sorrentino, ma hai anche recitato in inglese con Jude Law. Come ti sei trovato in questo film? Allora, non ho recitato in inglese con Jude Law, perché il personaggio che io facevo non era in scena con Jude Law, era italiano e parlavo in italiano, mi è capitato di recitare in inglese in altri casi, però ed è stato il primo incontro con Paolo Sorrentino, quindi ero emozionato, siamo stati questa notte in questa stanzetta piccolina, abbiamo girato questa scena in tutta questa notte, ed è stato molto bello scoprire per la prima volta come lavora Paolo anche da sceneggiatore sul set, nel senso che Sorrentino nel momento in cui si diverte con un attore scrive lì per lì delle battute, dice lì per lì delle cose da cambiare, e questo è stato molto, molto divertente, inoltre con una ironia e intelligenza partenopea, quindi anche facile da captare per me. E poi noi siamo dietro le quinte, ma ce lo racconti un dietro le quinte di un tuo spettacolo, di un tuo set, un episodio divertente? Un episodio divertente di uno spettacolo? Guarda, io dietro le quinte vi volevo far vedere esattamente questo dietro le quinte. Sì, sì, sì. Adesso il telefono, non mi sentite, faccio così. Ecco fatto. Allora, questo chiaramente è il meraviglioso Teatro Verdi di Pordenone. Bellissimo, Adesso bellissimo. sono tratte di scena, adesso mi porto veramente in questo pazzesco backstage, perché è grande quanto il palco dietro, è veramente stupendo. Insomma, si sente questo profumo di palcoscenico. Esatto. Questo profumo di palcoscenico. Allora, amici, lui è a Pordenone adesso? Sì. Però il tour di Tavola a Tavola, Chiodo a Chiodo, che è un bellissimo spettacolo su Edoardo De Filippo, continua, perché adesso sono a Pordenone, però poi saranno a Roma, al Teatro Vascello, e il tutto continua fino al 5 di dicembre. Quindi, amici, non potete assolutamente perdere questo splendido. Poi saremo il 10 a Montepulciano, l'11 e 12 al Teatro Era di Pontedera, e il 14 e 15 a Russia. Benissimo, allora noi di Dietro le Quinte vi consigliamo questo splendido spettacolo con il suo splendido protagonista, perché rivivrete veramente la napoletanità. Ci vediamo a teatro. Grazie mille per essere stato con noi questo pomeriggio, e ci rivediamo nei palcoscenici di tutta Italia. Ciao! Grazie. Ciao! Ciao a tutti. E noi proseguiamo con Jacopo Pelliccia, invece parleremo dello spettacolo Morta zia a casa e mia, una commedia brillante in programmazione al Teatro Martinit di Milano. Vediamo se è attivo il collegamento con Jacopo. Jacopo, ci sei? Eccolo, ti vediamo? Mi senti? Sì, ci sono, mi sentite? Sì, perfetto, ti Sì, sentiamo io sì, benissimo. forte e chiaro. Ok, allora parliamo subito di questa commedia brillante che sarà in scena al Teatro Martinit di Milano. Di che cosa si tratta?
molto breve, è la storia di questi 4 nipoti che sono riuniti in casa della defunta zia Olga per organizzare il suo funerale e scoprono che l'osso forse ha nascosto dentro questa casa 1 milione di euro in contanti. Quindi diciamo il plot è abbastanza semplice. La cosa divertente poi sono tutti che nasce le varie, come dire, situazioni che nascono dopo molti anni in cui non ci si è più visti, e quindi rincontrarsi dopo tanti anni adesso a Roma, e saremo dal 3 al 19 in scena al Teatro Martinit, e poi non posso dire più di tanto perché appunto se no come dire, racconto tutto, però ecco, partiamo da questo funerale molto divertente, anche se ovviamente il luogo di un funerale non è mai divertente. Con me ci saranno altri 3 attori molto bravissimi, Maurizio Paniconi, Alessandro Tirocchi e Valeria Monetti. Niente, vai bene. Siamo molto contenti dopo tanto tempo di riprendere appunto a fare tournée, una cosa molto bella, e poi debuttare a Milano appunto è davvero bello, ecco, sarò riduttivo. Certo. Allora, c'è una prima domanda da parte di Beatrice che si riferisce a un tuo spettacolo precedente, sembra ripassati un attimino. Allora, la commedia forse non lo sai, ma pure Questo è amore può essere considerata pionieristica, dice la nostra amica Beatrice? Ma pionieristica no, nel senso che comunque quel tema era abbastanza messi in scena già dagli anni 90, però in Italia forse spettacoli del genere non ce ne sono stati moltissimi. Tra virgolette sia quello omosessuale, mentre la diversità sia quello eterosessuale, diciamo che non è una tematica così tanti spettacoli a partire già dalla fine degli anni 80 che mettevano in scena questo. In Italia forse ci sono stati ok, chiamiamo? Allora, ascolta, aspetta Jacopo, l'audio va e viene, forse la connessione non è proprio stabile, quindi ti chiamo per telefono? Tu come sei connesso? Facciamo una chiamata telefonica perché vedo che l'audio va e viene. Telefonica, faccio su WhatsApp? No, ti chiamo io, non ti preoccupare, ti chiamo io. Perfetto. Così okay, è scusate. meglio. Vai. Lo stiamo chiamando. Magari se possiamo selezionare una foto di Jacopo, non so se c'è. Ecco, sì, così è più chiaro, perché ci sono i nostri ascoltatori che hanno un sacco di domande, non vorrei che non si sentisse. No, anzi, grazie. Allora, mi ero messo in un punto buono, però internet è così. Sì, certo. Allora, ascolta, se mi ripassate un attimino le domande che sono scorse, prima c'è Francesca Messo che dice: a chi ti ispiri artisticamente? E ancora Viviana Marrone, che sensazione avverte nell'istante prima che si apra il sipario? Prima che si apra il sipario, devo dire molta ansia, molto panico, a volte terrore. Ancora dopo tanti anni c'è questa sensazione, quindi no, non è una sensazione di tranquillità assolutamente, soprattutto prima di un debutto. A chi mi ispira artisticamente? Ma in realtà io ho avuto la fortuna di avere 2 genitori che mi hanno portato moltissimo a teatro, quindi fin da piccolo mi è capitato di vedere intanto tutti i grandi attori della loro generazione, e i grandi del teatro, almeno i grandi Carmelo Bene, Gassman, quindi sono in questo senso Proietti, la Morriconi, tantissimi appunto attori di grande esperienza, di grande talento, quindi come dire, ho avuto la fortuna di aver visto, certo, sì, ce ne sono tanti, sì. Quelli della mia generazione e quelli della loro, diciamo no, in questo sono stato fortunato, ho avuto la possibilità di conoscerli, di vedere quel tipo di teatro, e quindi questo, non c'è qualcuno in particolare, devo dire la verità, anche perché la mia curiosità è sempre stata molto varia rispetto, da una parte il teatro di prosa, da una parte la curiosità che avevo già fin da piccolo per i film musicali e poi per il musical theater, quindi diciamo tanti esempi differenti, ecco. Non ultimo un compositore che oggi, perché ieri sera è venuto a mancare, Stephen Sondheim, che è stato davvero un grande riferimento, soprattutto ai tempi dell'accademia, quando studiavamo le sue partiture, i suoi testi, ecco, devo dire
volevo citarlo oggi perché appunto è venuto a mancare ieri ed è stato una grande perdita, certo, una grande perdita. Invece parlando di copioni, di pièce, di musical, di opere, qual è l'opera che hai più nel cuore? Di quelle che ho fatto o di quelle che ho visto? Di quelle che hai fatto magari. Beh, di quello che ho fatto devo dire la verità, due spettacoli in particolar modo, uno spettacolo di Antonio Latella che si chiama L'importanza di essere Ernest, prodotto dallo Stabile dell'Umbria, e nei musical, sia Peter Pan che Billy Elliot sono stati due titoli che mi hanno dato molto come attore, come anche gli incontri che ci sono stati attraverso quegli spettacoli, perché poi il nostro lavoro è fatto sì di ruoli piccoli o grandi, belli o brutti, ma soprattutto anche di vita che si crea durante le tournée, quindi anche gli incontri. Io non sono uno che frequenta moltissimo l'ambiente al di fuori del palco, però con alcuni spettacoli ho avuto la possibilità di intrecciare delle amicizie, dei rapporti che durano ancora oggi. Ok, allora adesso i nostri amici vogliono sapere, intanto Pasquale penso che abbia chiesto su Peter Pan, se non erro, giusto? Allora Pasquale no, Evita, perché qui sono tante le domande. Allora Pasquale vuole sapere Evita, ha lavorato con Edoardo Bennato, invece forse Chiara ti chiedeva di Peter Pan. Viviana, no, era Viviana, lei ha interpretato Peter Pan, si sente vicino a questo personaggio? E poi c'era una domanda anche di Chiara, Maria Chiara Melchiorre, lei ha avuto la fortuna di esibirsi all'Arena di Verona. C'è un aspetto che l'ha colpito particolarmente di questo storico impianto? Allora parliamo di Evita, Peter Pan e dell'Arena di Verona per adesso. Allora, sulla domanda di Peter Pan, in realtà io ho interpretato Spugna e magari Peter Pan. No, come dire, sicuramente è stato raccontare in qualche modo una storia così conosciuta, voglio dire, un testo così famoso per i bambini, per le famiglie, è stato molto divertente, molto bello, e per un attore, devo dire la verità, interpretare un carattere come Spugna è molto divertente, punto. Permette all'attore e all'uomo di giocare, di passare veramente 2 ore e mezza raccontando qualcosa di molto bello. Poi essere in qualche modo gli antieroi è ancora più divertente, soprattutto in uno spettacolo come Peter Pan. L'esperienza di vita invece è stata un'esperienza anche quella molto bella, entusiasmante, soprattutto dal punto di vista della partitura, nel senso le partiture di Andrew Lloyd Webber sono partiture molto belle, molto interessanti da studiare dal punto di vista proprio dello studio, soprattutto corale, perché poi Evita uno spettacolo d'ensemble, tolti i ruoli principali che sono 3, è uno spettacolo appunto creato molto sull'ensemble. Mentre l'ultima domanda è sull'Arena di Verona. L'Arena di Verona è stata una grandissima emozione, siamo andati 2 volte, una volta con Peter Pan, una volta con il concerto di Bennato che metteva in scena Peter Pan, e devo dire che mi ricordo il panico, mi ricordo proprio l'ansia, mi ricordo i pianti prima di entrare in scena, perché davvero è avere 8.000 persone che applaudono, che ridono, che ti osservano, che sono lì incuriositi e pronti a farsi trasportare in un'altra dimensione, è molto emozionante, soprattutto perché noi debuttammo all'Arena di Verona con Peter Pan, quindi neanche dire iniziamo a Roma o venivamo da una tournée precedente, proprio la prima data fu l'Arena di Verona, quindi ecco, ho ricordi molto molto intensi. Ok, ti interrompo subito perché sennò ci dimentichiamo le domande. Pasquale, Jacopo, faresti uno spettacolo su Pinocchio un giorno? E ancora, Claudia, avendo preso parte a innumerevoli musical, ha mai avuto il desiderio di fare musica? E ancora, c'era un'altra domanda, Anna, pensa che la sua conoscenza di altre lingue lo aiuti nel suo lavoro? Allora, sul fatto della musica, io in realtà inizio il mio percorso non dico come musicista, però inizio con lo studio del pianoforte intorno ai 6 anni, quindi per me invece è stato molto importante approcciarmi prima attraverso la musica. Me ne sono reso conto dopo, studiando recitazione, mi sono reso conto quanto era stato utile aver studiato musica, la partitura, i ritmi, i tempi, devo dire che sono stati molto utili da quel punto di vista. E una domanda me la sono scordata. Sì, ora se le ripassate, perché intanto sono passate le altre, quindi pure io mi confondo. Allora Anna, pensa che la sua conoscenza di altre lingue, le lingue, aiutano? Assolutamente sì, per me è stato molto interessante. Ovviamente negli anni 90 di musical in Italia se ne parlava pochissimo, nel senso sì, c'erano degli spettacoli, ma dal punto di vista della letteratura sul musical, quindi leggere libri, saggi che
parlassero di musical theater era molto complesso, molto difficile, e i primi testi che io sono riuscita ad avere sono stati attraverso amici che avevano comprato questi libri a Londra, e poi agli albori di Amazon che me li spedivano dagli Stati Uniti. Questo è stato all'inizio. E poi c'era una libreria a Roma, anzi un music store, come si dice, si chiama Ricordi, che aveva una piccolissima, come dire, una piccolissima ala dedicata al musical. Questo è stato il mio approccio, diciamo. E per la lingua, appunto, io ho iniziato con l'inglese, nel senso, leggendo questi libri in inglese, testi in inglese. Il musical è stata sempre qualcosa molto legato ovviamente alla lingua inglese, quindi sì, mi è stato utile, mi è ancora utile. Diciamo che ho imparato soprattutto l'inglese anche attraverso lo studio delle varie liriche dei musical. Certo, anche magari più divertente, attraverso l'arte impari anche una lingua, può essere più divertente. Devo dire, è stato utile quando siamo andati in Oman alla Royal Opera House, quando abbiamo fatto Peter Pan tutti in inglese. Ecco, lì è stato utile in qualche modo utilizzare una lingua nuova, utilizzare tempi comici differenti, vedere come vabbè, un lavoro complesso, ora non sto qui a tediarvi di questo, però è stato molto utile. Allora, la nostra Chiara invece ti fa una domanda alla Marzullo. Dice: c'è qualcosa che vorrebbe dire ad un Jacopo più piccolino? E poi c'era ancora invece, con i consigli per i giovani, Maria Chiara. Cosa consiglierebbe a un giovane che vuole affacciarsi al mondo del musical? Ci sono degli step o dei requisiti fondamentali da rispettare? Ma secondo me no, dei requisiti fondamentali no, l'unico requisito è studiare assolutamente, quindi o iscriversi a un corso biennale e triennale come inizio, oppure iniziare da dei corsi cercando nella propria città se ci sono di musical theater, e piano piano iniziarsi a formare. Io devo dire, tutto questo quando ero giovane io, adesso sembro un vecchietto, però non c'era, quindi noi abbiamo iniziato con, come dire, in modo separato, studiando le discipline in maniera separata, canto, danza, recitazione, pianoforte in questo caso in maniera separata. Poi mi sono iscritto a una scuola di musical più in là, e quindi inizierei assolutamente con il capire intanto se io non parlo tanto di fuoco sacro, perché in realtà il nostro lavoro è una lunga maratona, quindi forse all'inizio sicuramente ci deve essere una motivazione molto forte, una passione, una curiosità. Consiglio anche di andare tanto a teatro se ci si riesce, se ci sono le possibilità economiche. In una città come Roma, ad esempio, c'è un settimanale allegato con Repubblica che si chiama Trova Roma, non voglio fare pubblicità ad altre cose, però dove c'è la possibilità ad esempio di prendere dei biglietti a poco prezzo attraverso appunto delle mail, uno manda un'email entro 8 ore, quindi bisogna guardare. Allora Chiara voleva sapere che cosa diresti. Certo, Chiara voleva sapere che cosa diresti tu oggi a te stesso piccolino, che cosa diresti? Guarda, non te lo so dire perché ci sono delle ansie che ancora non sono passate rispetto al mio lavoro, quindi devo dire che gli potrei dire una cosa retorica, direi di avere meno ansia, di focalizzarsi molto bene su ciò che vuole, anche se poi ci rendiamo conto che il mestiere dell'artista, ma anche se è un termine molto abusato, necessita di un grande lavoro soprattutto su se stessi, perché almeno io non sono uno di quegli artisti così sicuri di sé, quindi ogni volta è una sfida nuova, ogni volta uno pensa di non poter reggere un certo ruolo, di non poter farcela, non è molto facile, non so che gli direi. Dice meno ansia e più entusiasmo, meno ansia, più entusiasmo, creatività. No, quello sì, no, cioè è pieno di entusiasmo, ma forse no, non gli direi niente, perché devo dire che l'entusiasmo invece è stato, e lo studio sono stati due elementi che non sono mai mancati. Sono serviti. Va bene. Ancora oggi, quindi. Ok, amici, allora se volete incontrare di persona Jacopo Pelliccia potete farlo al Teatro Martinit di Milano con Morta Zia, La casa è mia, dal 3 dicembre al 19 di dicembre. Grazie mille per essere stato con noi Jacopo questo pomeriggio e ci rivediamo in teatro. Ciao, alla prossima. Ciao. Ciao. E noi proseguiamo invece col parlare del Teatro 7 di Roma con Rodolfo Raganà e Massimo Wertmüller che sono impegnati nello spettacolo Amici per la pelle al Teatro 7 fino al 5 di dicembre. Allora è collegato Wertmüller, vediamo un po'. Ok, mi dicono dalla regia che devi attivare l'audio e il video? Puoi attivare l'audio e il video? L'ho fatto. Allora io lo sento in cuffia. L'audio lo sento, vediamo un po', mentre noi L'ho dobbiamo... fatto, ma non... Allora, avvia video, eccolo, aspetta che arriva, Sì, aspetta che arriva il video. Avvia il mio video, eccolo qua.
Sì, c'è? Mi vedi? Ecco, sì, Mi ti vedi? vediamo benissimo. Ciao! Intanto stiamo chiamando anche in diretta il Rodolfo, che parlerà dello stesso spettacolo. Allora, voi siete al Teatro 7, che cosa succede? Eccolo qua, abbiamo anche Rodolfo in linea. Ciao Rodolfo, siamo in diretta, abbiamo anche il nostro Massimo Wertmüller che è il tuo partner di scena. Allora, adesso un attimino, un saluto, vuoi dare un saluto a Massimo? Certo Massimo, un grande saluto Massimino, ci vediamo tra un po'. Ok, allora aspetta un attimo perché lui è collegato in Vediamo video. fra poco. Sì, infatti ha detto tanti saluti, ci vediamo tra poco. Allora, stavi dicendo, prima domanda per Rodolfo. Rodolfo mi dice, la nostra amica Alessia dice, oltre a questo spettacolo, qual è lo spettacolo che ti ha conquistato particolarmente? E Beatrice vuole sapere com'è stato il tuo approdo alla recitazione. Poi passiamo subito a Massimo. Vai Rodolfo. Guarda, diciamo che gli spettacoli che mi sono piaciuti di più e che sono significati molto per me sono stati due. Sono stati Geneticamente Mortificato, Nudo Proprietario, anzi sono stati tre, Nudo Proprietario e Toro Setato, che mi hanno dato tantissime soddisfazioni, sono stati importanti. Certo. L'altra domanda, Beatrice voleva sapere, sembra ripassate un attimino. Scusami, non ho capito, se io avevo... Poi dice, com'è stato il vostro approdo alla recitazione? Allora, sentiamo prima Rodolfo, tu come hai iniziato? Come hai iniziato a recitare? Ho iniziato, credo nello stesso modo che ha iniziato Massimo, frequentando il laboratorio di esercitazioni sceniche di Roma, diretto da Gigi Proietti, nel 1979. Abbiamo iniziato lì, siamo stati molto fortunati, oltre ad avere un maestro del calibro di Proietti, ma abbiamo iniziato subito a lavorare, quindi siamo stati subito a contatto con la professione e questo ci ha aiutato molto. Certo. Allora, Massimo vuole sapere alla nostra amica Rosa che cosa succede in breve in questo spettacolo Amici per la pelle. Che cosa succede in breve? Io stai parlando con me? No, con Massimo. Ah, ecco, scusami. Vai. Vai, Massimo. Allora, guarda, a te perché si sente male, devi scandire di più perché Sì. Vuole si sapere sente malissimo, c'ha ragione Rodolfo. Dunque, mi hai chiesto se dovessi definire lo spettacolo? Sì. Vai Massimo, sì. Vado. Allora, lo spettacolo... Allora, prima di tutto, volevo dire che io avevo cominciato, pensa te, a scuola a vedere questa passione, facendo una compagnia di ragazzi che finivano di stare a scuola e poi andavano dentro a un garage a trovare Sartre, figurati te, col papà che diceva andiamoci a fare questo attentato allo scroto, voleva dire andare a vedere suo figlio che recitava a teatro, ma erano gli anni in cui capivo che c'era la mia passione. Quindi prima il laboratorio poi di Proietti mi ha indicato la strada, e Gigi ovviamente. Poi volevo dirti che questo spettacolo è stato confezionato dall'altro nostro vecchio amico di 40 anni, Stefano Reali, che ha fatto anche non solo la regia e il testo, ma anche una bellissima musica. Ce l'ha confezionato addosso, non perché si parla di due poracci, io e Rodolfo non siamo due poracci, romana, molto romana, di incanto e di cinismo interiore, che per cui il bicchiere è quasi sempre mezzo vuoto. Ci appartiene un po' a me Rodolfo come cifra recitativa, ed è la storia di due poveracci appunto che vorrebbero fare gli eroi per una notte e alla fine ci riescono, inseriti dalla mente di Stefano, dalla immaginazione di Stefano, dentro un fatto realmente accaduto, storico, che è quello di Ugo Forno, un bambino di 12 anni che ha sparato ai tedeschi mentre scappavano per non far cadere il ponte che loro avevano minato e che ancora sta là grazie a Ughetto Forno, il ponte di ferro del Nomentano. E questa storia, che è vera, di un bambino che è stato poi ucciso a brandelli dai mortai tedeschi andando via,
di un piccolo eroe di 12 anni, in questo quadro si ritrovano questi due poveracci. Va bene, allora adesso passiamo invece a Rodolfo. Passatemi subito la domanda per Rodolfo, sta arrivando un attimino che sono tantissime, selezioniamo le domande per te. Erano curiosi di sapere, allora Maria Chiara, lei ha lavorato con dei grandissimi del teatro e della televisione italiana come Gigi Proietti, cosa ricorda di lui e del suo modo di essere come persona e come attore? E ancora c'è Francesca che ti dice, consideri la comicità come una caratteristica portante della tua vita anche privata? Allora, rispondo alla prima subito, nel senso che con Gigi è stato colui che mi ha cambiato la vita, che mi ha dato tanto, e oltre al fatto professionale c'era anche un rapporto di grande amicizia. Insomma, Gigi faceva parte della mia famiglia, quindi eravamo molto legati, ci volevamo un gran bene, quindi è stato per me una persona che continua ad essere, anche se non c'è più, un punto di riferimento per me. Qualsiasi approccio di lavoro faccio c'è sempre un pensiero a Gigi, o come l'avrebbe fatto lui, o quello che mi avrebbe consigliato, quindi rimane per me una figura fondamentale della mia vita professionale, ma della mia vita proprio in generale. Considero la seconda domanda, mi pare come era sulla comicità, la nostra amica diceva, ma tu vivi la comicità anche se sei un uomo comico anche nella vita di tutti i giorni? Che rapporto hai con la comicità o solo sul palcoscenico ti vediamo così brillante? No, assolutamente no, anche nella vita io sono così. Per me ridere è una forma importante di sopravvivenza, di farti stare bene, quindi cerco comunque sempre di vedere il lato positivo, o comunque di sdrammatizzare tutto quello che mi succede. È fondamentale per me ridere e continuare ad essere così anche nella vita, non solo del mestiere. Certo, passiamo a Massimo. Allora adesso domanda per Massimo, sempre la nostra Viviana chiede, c'è mai stato qualcuno che non ha creduto nel tuo talento, Massimo? Mappa, c'è una biblioteca, c'è di persone, c'è un sacco pieno di persone. Questo è il nostro mestiere, cioè il nostro mestiere non è rispettoso dei curricula, non ha grande memoria, per cui ti devi sempre riproporre e si dimentica facilmente. Questo mica vuol dire che qualcosa mi è dovuto, per carità di Dio. Magari, se ho talento, magari non lo posso dire io, però non c'è dubbio che devi sempre convincere tu con sto lavoro. Ciò che non capita, che ne so io, a un edicolante, a un barista, a un ingegnere, non devono convincere, loro hanno i loro clienti, hanno la loro sala cinesca e la cosa finisce lì. Noi no, noi arrivi anche appunto a 65 anni e devi sempre ricordare di te. Allora, e poi abbiamo ancora sempre una domanda per Wertmüller che ti chiedono della regia. Allora, Viviana, ha mai sofferto di ansia da prestazione? Come l'ha superata? Ma chi è sta domanda? A te, per te. Per te. E perché l'ansia alla prestazione a me? Non ho capito. No. E mica è carina sta domanda, non ho capito. Abbi pazienza. No, io non E poi c'è ancora qualcuno che rispondere. Nel nostro mestiere non c'è nel nostro mestiere, scusa, mi dicevo, non c'è. Allora io ho imparato la gioia di stare in scena da Gigi Proietti. Quella gioia lì non prevede un'ansia da prestazione, anche se, e apparteneva pure a Gigi questo discorso, me lo diceva anche lui, mentre ti invecchi, vai avanti, invece parallelamente all'esperienza la paura cresce. È strano sto discorso, perché forse da giovani sei più spavaldo, no? Ma invece con l'età, per esempio, io adesso ho più paura quando entro in scena, quindi in quel senso
è un'ansia da prestazione che peggiora stranamente con l'esperienza. Certo. Poi ti chiedono anche del doppiaggio e dice quanto è importante la voce per un personaggio. Sempre a te, Massimo? Sempre a te. Quanto è importante se si la parla voce? di doppiaggio mi pare che sia... Ecco, io dico che il doppiaggio va da sé, no? Che è imperniato sulla voce, per cui è chiaro che la voce in un doppiaggio è importante. Certo, è strano che a me scrivono Massimo Ertemuller è attore e doppiatore. In realtà il doppiaggio è un mondo molto chiuso, è una carriera precisa, è anche un mestiere preciso, bisogna impararlo perché non è facile per niente, perché la voce è fondamentale, ma il modo di essere attori dietro il microfono e dando la voce e quindi anche una vita con un'altra testa, un altro modo di parlare che è quello italiano rispetto magari a uno inglese, è un mestiere molto preciso da imparare e molto difficile, ma io non ne ho fatti tanti doppiaggio. E vabbè, evidentemente si Mi ricordano. definiscono doppiatore, bontà loro, ma non è così. Certo. Ne ho fatti ho fatto proprio. Vabbè, meglio. Passiamo a Rodolfo. Rodolfo, una domanda per te, ti chiedono, ma tu hai un motto particolare che ti fa andare avanti, una massima, un motto dello spettacolo oppure no? E poi ancora c'è un'altra domanda, cosa l'ha spinta a scegliere di fare l'attore? Ricorda un momento in particolare in cui è stato colpito da qualcosa, da qualche opera particolare? Ma io, guarda, mi ricordo quando sono andato per la prima volta a teatro e sono stato colpito da quello spettacolo lì che era, cioè, mi ha colpito subito il teatro, poi ho cominciato a farlo, diciamo, anche iniziando così, facendo la filodrammatica con amici, abbiamo messo su degli spettacoli e delle cose, e da lì sono entrato sempre più nella fase, nella convinzione di fare questo mestiere. Poi ti ripeto, l'incontro con Gigi Proietti è stato quello che ha dato la botta finale, che mi ha spinto proprio a crederci. Io non ho un motto per fare lo spettacolo, nel senso che è sempre creduto, ecco, credo che bisogna credere molto in quello che uno fa. Non bisogna fermarsi ad analizzare troppo le cose, ma crederci veramente. Questo è un mestiere molto difficile, molto duro, per cui non hai mai certezze nella vita e quindi quello ti devi rafforzare da solo, devi fare una corazza praticamente. Giusto. E adesso passiamo ancora a una domanda per Massimo e c'è il nostro amico Pasquale che ti chiede cosa ricorda di Paradise e di Oreste Lionello. La vidi pure in Nome del popolo sovrano con Alberto Sordi. Che ti ricordi? Sì, ricordi meravigliosi. Il primo riguarda anche Rodolfo, perché con Rodolfo, grazie ad Antonello Falqui, che è un altro grazie con la G maiuscola che dobbiamo dire, sia io che Rodolfo, molti di noi, Antonello ha scelto 6 di noi dal laboratorio di proietti per comporre un gruppo comico che si chiamava La Zavorra e che operava dentro quel Paradise. Paradise era talmente bello, come tutto quello che faceva Antonello, perché non c'è più nessuno che fa il lavoro del varietà come lo faceva Antonello, che l'ha proprio inventato un certo tipo di varietà, che quel Paradise lì vinse la Rosa d'Oro di Montreux, che era l'Oscar del varietà. Vincemmo su Liza Minnelli, per farvi capire, su varietà newyorkese, perché era un anfitrione gentile, un padrone di casa, noi ci trattava anche un po' come zio, fai conto, per cui stava sempre con noi, insomma, la battutina, la carezza, era simpatico con noi. E poi non ne parliamo nemmeno quando Gigi Magni mi ha fatto fare Il figlio di Alberto Sordi, tra l'altro in un film che raccontava una parte di storia che io ho così amato, che è quello della Repubblica Romana del 49. Io stai parlando di 2 momenti in cui ho vissuto, mettiamola così, un successo che poi non ho più vissuto. Il problema vero che mi dispiace ancora oggi è che non avevo gli strumenti allora per capire che tipo di successo era. Noi
quando abbiamo fatto il Paradise non c'erano tutti questi antagonisti, capito? Non c'era nessuno, c'era nemmeno, nasceva allora Mediaset. Per cui eravamo soli, stravisti, strascoltati, bontà loro, straapprezzati. Il film di Magni è stato l'ultimo della triade di Magni sul Risorgimento, bellissimo. E io una cosa, un fatto, un'esperienza così importante non l'ho mai più vissuta. Assolutamente. Allora amici, che dire, io vi do appuntamento al Teatro 7 di Roma con questa brillante commedia Amici per la pelle con Rodolfo Laganà e Massimo Wertmüller in scena fino al 5 di dicembre. Grazie mille per essere stati con noi questo pomeriggio. Grazie a voi, un saluto a tutti. Grazie mille e alla prossima. Grazie. Ciao. Alla prossima. Ciao. Ciao. E anche per questo pomeriggio è tutto. Per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima settimana.